Una comunità che cresce affidata a Maria. A Rapallo la parrocchia di Santa Maria del Campo ha celebrato la festa dell'Assunta. Generoso l'impegno di tanti volontari. Proseguono i lavori per la costruzione del campetto e del parco giochi. Nell'abbraccio della Vergine il ricordo commosso di chi ha speso in mare la propria vita o l'ha persa. Celebrata a Riva la festa della Madonna del Buon Viaggio fra tradizione, fede e memoria. Riscoprire la bellezza di una vita donata piuttosto che fondata sui beni materiali è l'invito che il Vescovo ha formulato a Pianezza di Cicagna in occasione della festa di San Rocco. La testimonianza di Don Claudio Arata, sacerdote Fidei Donum a Cuba, fra le difficoltà della popolazione, la luce dei sacramenti e di una fede cristallina. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. La Chiesa ha celebrato con solennità la festa di Nostra Signora Assunta, tradizionalmente venerata in diverse comunità parrocchiali del nostro territorio. Una festa tanto cara a tante persone, radicata nella fede e nella devozione di diversi territori. Allora, con le nostre immagini e con le nostre interviste, iniziamo questa settimana da Rapallo, dalla parrocchia di Santa Maria del Campo, che tradizionalmente celebra questa festa con diversi giorni di festeggiamenti e di celebrazioni, ed in particolare sono moltissimi i volontari che preparano la festa con mesi e settimane di anticipo. La comunità è particolarmente impegnata in questo periodo nella costruzione del nuovo campetto da calcio e del parco giochi che sorgerà a pochi passi appunto dal cuore della comunità, dalla chiesa parrocchiale. Un'opera particolarmente attesa anche perché è in crescita questa comunità parrocchiale, sono tanti bambini e ragazzi che frequentano il catechismo e c'era davvero necessità di un luogo di aggregazione per tutti loro. E allora con le nostre immagini e con le nostre interviste torniamo a questa celebrazione, in particolare alla Santa Messa della Vigilia che è stata presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini. Celebrare l'Assunzione di Maria in cielo significa celebrare la sintesi della sua esistenza. Lo ha spiegato il Vescovo nella messa alla Vigilia dell'Assunta, celebrata nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Questa consapevolezza, ha spiegato il pastore della diocesi, può e deve dare forma a tutta la festa, il cui cuore è la celebrazione eucaristica che di fatto dà slancio ad ogni altra manifestazione esteriore. Se celebriamo la festa avendo ben presente il motivo, tutta la festa avrà il tono di questo motivo. Non potrà convivere il fare festa e il compiere gesti che contraddicono la festa. Non possiamo fare gesti che in un qualche modo non sono espressione vera della gioia interiore del cuore, dello spirito, dell'anima che ancora una volta ha incontrato il mistero di Dio. E il nostro atteggiamento vorrà essere coerente, vorrà essere l'espressione vera di questa gioia. La gioia per avere vissuto, per vivere ancora una volta dei doni del Signore. La festa richiede lunghe settimane di preparazione e tantissimi volontari che sostengono i vari servizi, quest'anno con diversi nuovi innesti. La comunità è cresciuta in questi ultimi anni e sono tanti i bambini che frequentano il catechismo. La comunità Santa Maria si prepara a questa festa in modo particolare diversi mesi prima. Uno per preparare anche la festa esterna gastronomica che richiede tanto tempo e tanto manodopera e tante persone che sono coinvolte in questo. E poi la cosa bella è che prima di iniziare la novena, con tutti i volontari, con i membri del comitati, ci si ritrova in chiesa per celebrare una messa per dare poi il via alla festa. E questo per ricentrare un po' il nostro sguardo su ciò che è essenziale, perché è bello vivere insieme, è bello giocare, è bello divertirsi, è bello ballare, però non vogliamo perdere di vista ciò che è veramente la festa, che è Maria Assunta. E allora il 31 di luglio ci siamo ritrovati tutti qui in parrocchia a celebrare la messa e per affidare questi giorni di festa a Maria, perché sento che la festa patronale è realmente un punto di partenza e di arrivo dell'anno della comunità ed è anche un po' una palestra dove
i vari membri che sono coinvolti sono chiamati a mettere in gioco la propria fede, e quindi una fede che non sia fatta semplicemente di parole o una fede vissuta, direi solamente la domenica, ma che sia veramente parte integrante della vita, e questo vedo che accade, quindi sono contento di questa comunità. Proseguono i lavori per la realizzazione del campetto da calcio e del parco giochi. A che punto sono gli interventi? Beh, allora abbiamo iniziato due lotti fondamentali, ossia la prima parte alle spalle del parco giochi, quindi i muri di contenimento dove poi il comune realizzerà invece la zona del parco giochi, e un'opera molto importante è quella dei muri di contenimento alle spalle del campo, che sono assolutamente propedeutici alla realizzazione del campo e comunque riqualificano un po' tutta l'area anche dedicata alla festa, quindi con maggiori spazi per i tavoli, per le attività diciamo gastronomiche, e allo stesso tempo diciamo assolutamente necessari per poter andare avanti con la realizzazione del campo e degli spogliatoi che sono sotto la copertura del campo sostanzialmente. Quali sono i tempi che si prevedono per la completa realizzazione dell'opera? Allora, i tempi sono dettati più che altro dalle disponibilità che la parrocchia avrà di volta in volta, cercando di non fare il passo più lungo della gamba. Ecco, noi speriamo di riuscire quanto prima a fare i muri di contenimento a valle in modo tale da ricreare il piano del nuovo campo, e poi piano piano andremo avanti con le finiture. Insomma, noi cerchiamo di fare il prima possibile compatibilmente con le nostre disponibilità. Che importanza ha questo campetto, questa realizzazione che viene fatta proprio nelle vicinanze della parrocchia? Beh, un'opera molto importante per la comunità, anche perché in questi ultimi anni la comunità è cresciuta parecchio. Sono tanti bambini e ragazzi che partecipano al catechismo, all'oratorio, e qui mancava un luogo di aggregazione per i più piccoli e anche per le famiglie, perché se una mamma o un papà vuol portare i bambini a giocare deve scendere in centro alla Pallo, perché qui non ci sono parco giochi oppure luoghi liberi per poter divertirsi e giocare tra ragazzi e bambini, e quindi è un'opera molto importante. Voglio ringraziare poi il Comitato Festeggiamenti e tante persone che in quest'anno hanno devoluto offerte per realizzare quest'opera. Al momento abbiamo fatto dei muri di contenimento, i muri perimetrali del campo da calcio, il muro di contenimento del parco giochi, e questo ci è costato più di 100.000 euro, frutto di volontariato, di offerte ricevute, un'offerta cospicua del Comitato Festeggiamenti che come sempre si impegna a lavorare e a offrire tutto quello che riceve, ricava dalla festa per la parrocchia. E questo penso che sia una cosa molto bella, perché è un comitato che ha a cuore la comunità. Un progetto che fa capo alla parrocchia e anche in parte al comune. In parte alla parrocchia che si occupa della zona sportiva, e in parte al comune che invece si occuperà della zona ludica dedicata ai bambini più piccoli con i giochi, le altalene e quant'altro. Anche quest'anno è una bella realtà di volontariato attorno alla festa di Nostra Signora Assunta. Come sottolineava il parroco, non è solo un impegno ludico, ma proprio un impegno che nasce anche da una fede, da una devozione a Maria. Certamente è la prima motivazione che ci spinge a fare tutti questi lavori, queste attività per la devozione a Maria, e conseguentemente tutto il lavoro per i giovani, per creare un gruppo tutti unito, e la fortuna che ci segue anche con l'aiuto di Don Davide è di essere tutti uniti, giovani, anziani, adolescenti, per essere tutti insieme e collaborare allo sviluppo comunitario tutti insieme della parrocchia. Anche quest'anno le offerte che vengono raccolte nei giorni della festa saranno devolute ad un progetto di cui quest'anno vediamo già le fondamenta. Sì, siamo già cominciati l'anno scorso, quest'anno stiamo andando avanti, già ricavato dell'anno scorso, intero ricavato della festa, degli stand, tutto è stato devoluto interamente a quest'opera. Quest'anno rifacciamo di nuovo tutto interamente devoluto per i lavori. I lavori dell'anno scorso hanno già dato un primo risultato. Noi anche come comitato abbiamo anche sistemato con manodopera nostra tutta la zona degli stand, abbiamo rivoluzionato anche un po' la zona cucina, un po' tutta la zona per la sagra, e quest'anno, sperando con l'aiuto di tutti, di riuscire a andare avanti col progetto e dare una base sufficiente anche per creare giusto l'area sportiva per i ragazzi, per il loro gioco. Ora
Andiamo dall'altra parte del territorio della nostra diocesi, andiamo nella parrocchia di San Pietro a Riva Trigoso, che venera Maria sotto il titolo di Nostra Signora del Buon Viaggio, un titolo particolarmente caro ai rivani che sono legati alle tradizioni marinare in maniera davvero indissolubile. Allora il titolo di Madonna del Buon Viaggio ricorda tutti coloro che hanno speso la loro vita in mare oppure in mare l'hanno persa, e così tradizionalmente nelle celebrazioni in onore di Maria c'è un particolare ricordo per tutti coloro che appunto hanno perso la loro vita in mare, siano essi militari, migranti o naviganti. C'è stata la celebrazione eucaristica nel giorno della festa, il giorno del 15 di agosto, solennità di Nostra Signora Assunta, presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini, che ha ricordato come il viaggio della vita sia quello di ciascuno di noi. Il nostro viaggio ha una meta alta, lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Riva Trigoso, in occasione della festa patronale della Madonna del Buon Viaggio. Non siamo più abituati a pensare all'eternità. Appunto siamo tanto presi dall'immediato e siamo tanto illusi che l'immediato risponda alle nostre più profonde esigenze, che il pensiero dell'eternità ci è lontano. La festa ogni anno è preparata e vissuta da tante persone, fedeli della parrocchia e villeggianti che trascorrono il periodo di agosto a Riva. Ed è l'occasione per ricordare nella preghiera tutti coloro che hanno speso la loro vita in mare e lì l'hanno donata fino alla fine o l'hanno persa, naviganti, migranti, militari. Ma il buon viaggio, come ha ricordato il Vescovo, è quello di ciascuno. Una festa che si rinnova nella tradizione. Com'è sentita qui a Riva? Ma ogni anno questo appuntamento è un appuntamento atteso, preparato e vissuto dai parrocchiani, perché è una festa che richiama proprio le radici di questa comunità, ma anche da tante persone che in questo tempo estivo passano un tempo di ferie, di vacanze in mezzo a noi. Diciamo che in questi giorni ci sono state tante iniziative, ma anche tanti volti, tante persone che in chiesa hanno dimostrato il loro legame, il loro affetto, la loro devozione, la loro fede in questa festa, in questa immagine di Maria che preghiamo nella solennità dell'Assunta come Maria, Madre del Buon Viaggio, un titolo bellissimo perché ci richiama il viaggio della vita. Ed è bello sapere e ricordarci, rinnovare questa consapevolezza che il nostro viaggio non lo facciamo mai da soli, ma Maria lo fa con noi. C'è sorella e c'è madre nel nostro cammino di vita e di fede. Ecco, la Madonna del Buon Viaggio storicamente è legata molto alle persone che vanno per mare. In questi periodi di migrazioni assume forse un valore ancora maggiore? Certamente il viaggio è fatto di tante modalità diverse, ci sono sicuramente dei viaggi che sono viaggi di speranza, viaggi verso una terra, verso una casa, verso una mano tesa. Ecco, allora certamente abbiamo pregato più volte in questo tempo, nelle nostre liturgie, perché davvero Maria Madre del Buon Viaggio possa far sperimentare quell'accoglienza che è propria del Vangelo ed è propria di Dio. E nella misura che siamo capaci di accogliere, riconosciamo anche, no, quanto abbiamo accolto noi Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, e Maria è proprio madre dell'accoglienza in questo senso. Com'è sentita dai parrocchiani, dagli abitanti della zona questa festa? La festa della Madonna del Buon Viaggio è una tradizione che si ripete da tanti anni ed è sempre molto sentita dai parrocchiani, quindi dalle persone che vivono qua, ma è sentita anche da tanti turisti che annualmente vengono nella nostra parrocchia nel mese di agosto a soggiornare. È una tradizione che si ripete e coinvolge sempre tanta gente, sempre più gente che
assiste alla festa, alla messa della domenica mattina, del mattino, e soprattutto assiste, partecipa a quella che è la processione serale. Quali sono gli aspetti devozionali principali? Allora, gli aspetti devozionali principali della festa sono sostanzialmente due, secondo me. Oltre alla messa del mattino, la processione della sera che arriva sino a Renà, l'antico borgo di pescatori, dove viene accolta l'Arca della Madonna su una barca che è un po' il simbolo del nostro paese, un paese che storicamente è un paese di pescatori. E poi credo anche il giorno dopo, il 16 agosto, la sera, con la messa sulla spiaggia presso l'associazione della pesca sportiva, dove vengono ricordati tutti coloro, rivani e non, che comunque sia hanno avuto uno stretto legame col mare, vuoi per i loro trascorsi, diciamo così, i loro passati turistici, ludici, ma anche come aspetto lavorativo di sostentamento familiare, nelle epoche ovviamente più passate. Ora facciamo un passo indietro e andiamo in Val Fontana Buona, nella comunità parrocchiale di Pianezza, che ha celebrato con particolare solennità la festa del titolare San Rocco. Un'occasione per ricordare come ogni vita donata sia in realtà quella che porta a maggior frutto. Vediamo. Fondate tutto non su quello che possedete, ma su quello che sperate. A Pianezza il vescovo torna sull'invito del Vangelo a non dare peso ai beni terreni che ingannano e non risolvono la vita, ma lasciarsi guidare da Dio, sovrano buono, che salva e non schiaccia, che dona a tutti la possibilità di avere relazioni fondate su generosità, fraternità e amore. Questo, dice Monsignor Tanasini, vale più degli egoismi e delle violenze di oggi. San Rocco, festeggiato nella chiesetta di Pianezza, è un esempio di questo invito. Ricco e facoltoso, ha lasciato tutto per diventare pellegrino e nel cammino verso Roma ha scoperto la bellezza della carità verso gli altri. Anche oggi si può vivere così, sottolinea il vescovo, è una prospettiva di speranza e bellezza. Non lasciare che i nostri impegni terreni siano tali, ci prendono in modo tale da dimenticarci questo sguardo alto, da toglierci il senso di quello che è il futuro vero della nostra esistenza. E noi abbiamo bisogno di recuperare questo senso del futuro della nostra esistenza, dell'essere pellegrini. Accettiamo questa sfida. Il vescovo è stato accolto da Don Marco Gattorna, prossimo al nuovo incarico di parroco di Cicagna e Dezzerega. Il giovane sacerdote terrà le parrocchie di Soglio, Orero e Pianezza, mentre lascerà Canevale e Coreglia. Don Gattorna recupera l'invito a posare la propria vita sulla speranza, anche allargando lo sguardo alla Val Fontana Buona, che conosce così bene. La figura di San Rocco è una delle figure più popolari, soprattutto in Liguria, di devozione. È certamente un santo lontano nel tempo, è vissuto secoli fa, distanti da noi, ma però un santo anche sempre molto attuale, perché ogni volta che noi contempliamo la figura di un santo ritorniamo alle radici profonde del Vangelo. E anche San Rocco nella sua vita, nel suo pellegrinaggio da Montpellier a Roma, ha vissuto profondamente il Vangelo, no? Che poi è anche il Vangelo della sua festa, quello del giudizio finale, così chiamato, del capitolo 25 di Matteo. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, mi avete ospitato, mi avete vestito, mi avete dato da mangiare. Ecco, e anche oggi è bello che noi possiamo celebrare questa memoria di San Rocco, patrono anche della nostra parrocchia di Pianezza, con la presenza del nostro vescovo, che ci ha regalato così il dono della sua presenza e anche della sua parola. Ci lasciamo però guidare oggi dalla parola del Vangelo di questa domenica, che ci ha ricordato come l'essere pronti, l'essere vigilanti per Gesù non è una minaccia, ma è un gesto di attenzione verso il presente, quello che oggi interroga un po' la nostra vita. Allora vogliamo chiedere proprio a San Rocco che ci aiuti a partire da questo, proprio a vivere il nostro essere cristiani proprio così, con questa attenzione e questa cura per il presente e per il mondo di oggi. Come ti stai preparando, insomma, al tuo ingresso a Cicagna, a questo nuovo incarico, e soprattutto i fedeli anche come ti stanno accompagnando in questo? Ma in queste settimane, da quando poi è stata ufficializzata la nomina, ho sentito tanto bene, ecco, tanto affetto dalle comunità, sia le due più piccole che lascio, Coreglia e Canevale,
alle quali sono grato per il bene che ho ricevuto e che insieme abbiamo condiviso. Sono anche contento però di non lasciarle proprio tutte, ma 3 rimangono, Pianezza, Orero e Soglio, a cui si aggiunge poi la comunità di Cicagna e di De Zerega, Cicagna e Monleone, che sono un'unica parrocchia su 2 comunità. Certamente un impegno più gravoso, più impegnativo, ma come sempre confido nell'aiuto del Signore, e questo non è scontato, nella preghiera di chi mi accompagna, delle comunità che mi accolgono e che continuano ad accompagnarmi, e anche conto molto sull'aiuto, sulla collaborazione di tutti, a partire dai più piccoli, dai più semplici, e anche la preghiera dei malati, di coloro che sono nelle loro case ma che intercedono per le nostre comunità. Cosa vuol dire essere parroco oggi in Val Fontana Buona, comunque in una valle con tutti i suoi problemi dell'entroterra, quindi spopolamento e così via? Cosa significa? Ma la Val Fontana Buona certamente ha subito un grande tracollo a livello economico, soprattutto appunto per l'Ardesia, però è una valle che si sta rialzando, si sta riprendendo, ci sono piccoli segnali di speranza, di luce, anche di piccole attività che ripartono, soprattutto affidate ai giovani. Ecco, credo che questo sia un po' anche la speranza, il futuro su cui dobbiamo investire tutti. Ecco, credo la Fontana Buona ha una realtà giovanile molto bella, ci sono tanti giovani, tante famiglie giovani. A volte non si vedono, non sono così evidenti, ma ci sono, fanno parte delle nostre comunità, a volte rimangono più ai margini, più in periferia, e su questo credo dobbiamo invece porre di più l'attenzione, ecco, che le famiglie e i giovani ritornino un po' al centro delle comunità, senza tralasciare chi già c'è, ecco, ma come un po' Gesù racconta in quella parabola, no? Non preoccuparsi tanto delle 99 che sono già dentro il recinto, ma di quell'unica che si è perduta, si è allontanata e che forse ha tanti nomi e tanti volti. L'estate è anche il tempo per ascoltare le testimonianze di coloro che sono impegnati all'estero o che ritornano nel nostro territorio per un breve periodo di vacanza. È così per i sacerdoti Fidei Donum della nostra diocesi, che in questi anni si sono alternati nella missione interdiocesana di Cuba. In questo periodo è impegnato Don Claudio Arata, che è tornato in diocesi per un breve periodo di riposo, è ritornato ora nella missione cubana. È stata l'occasione per incontrarlo e per sentire dalla sua viva voce la testimonianza di questo periodo di missione. Conosci bene Cuba e adesso inizierai anche un 3° anno di missione, ma sono tanti anni che frequenti l'isola e la missione interdiocesana. Come vedi cambiare il tessuto della comunità e dell'isola stessa? Le comunità stanno crescendo, stanno facendo un loro percorso che ormai è iniziato da 15 anni, da quando è iniziata la missione, ma comunque anche prima c'erano le comunità. Stanno crescendo i bambini, frequentando il loro catechismo, avvicinandosi alla Chiesa. Anche i giovani stanno crescendo, frequentando i loro incontri, alcuni poi anche in questi anni dando una mano loro come catechisti, come animatori, e stanno facendo percorso anche gli adulti, le famiglie, alcuni adulti che poi chiedono nel tempo di celebrare i sacramenti, che può essere il battesimo, adulti e giovani la cresima per confermare la loro fede, e alcune anche poi coppie di celebrare il loro sacramento del matrimonio. Una chiesa che si sta muovendo, che sta crescendo, che nelle nostre comunità, anche nell'ascolto della parola, nella celebrazione dei sacramenti, e sta anche approfondendo la propria fede. Questo è il nostro cammino delle comunità, ma penso anche il cammino di tutte le comunità delle diocesi cubane. Ecco, la situazione a Cuba in questo momento com'è? Anche la vostra situazione, diciamo, di diocesi, che problemi incontra? I problemi sono soprattutto legati per noi come diocesi, ma proprio le persone, le famiglie cubane, da un punto di vista della vita di tutti i giorni, problemi economici, problemi legati anche al recupero dei materiali, non so, anche per aggiustare qualcosa, aggiustare le loro case, e anche a volte problemi legati al mangiare. Alcuni prodotti ci sono, non ci sono,
altri prodotti che mancano possono essere le medicine, anche queste. Quindi c'è un po' di difficoltà soprattutto dal punto di vista economico e negli ultimi tempi anche con la crisi del Venezuela. Questo ha avuto dei riflessi poi anche su Cuba, soprattutto per quanto riguarda avere il petrolio, la benzina, che vuol dire trasporti, che vuol dire per tante persone che soprattutto nelle nostre zone lavorano con i trattori nei campi, non poter lavorare perché non c'è la benzina, non possono uscire quindi con i trattori, che vuol dire anche poi l'elettricità, spesso manca l'elettricità, questo vuol dire non poter lavorare, non poter a volte conservare i cibi, o anche banalmente col ventilatore e non potersi un po' rinfrescare, soprattutto in questo periodo estivo. Quindi tanti problemi molto della vita di tutti i giorni. Proseguirai ancora quest'anno con Don Piero Pigollo della Arcidiocesi di Genova, ecco, ma in questo periodo anche Don Claudio Arata come è cambiato? Sì, sicuramente è un'esperienza che non solo tu dai qualcosa alla missione, appoggi, collabori, ma ti cambia, certamente l'essere in un altro paese e fare questo tipo di esperienza missionaria cambia, ti apre la mente a vedere che il mondo, ma anche la chiesa stessa, la comunità non è solo appunto il Tigullio, non è solo la tua chiesa diocesana, quindi ti apre proprio la mente e non solo la mente, lo sguardo, ma apre proprio il cuore. In questo senso l'aiuto anche della comunità diocesana di Chiavari attraverso le offerte, gli incontri, ecco, come sta andando anche questo e come pensate poi di utilizzare anche certe offerte? Sì, devo dire che le nostre comunità, le nostre parrocchie, la nostra diocesi di Chiavari, come penso a Genova e come penso alla diocesi anche di Savona, ci stanno aiutando. Tante persone mi dicono sono per voi, sto pregando proprio per voi, per la missione, e poi anche dal punto di vista proprio materiale, economico ci sostengono sempre. Penso anche in questo periodo a tante comunità, ma anche tante persone, preti e laici che hanno lasciato la loro offerta per la nostra missione, che va appunto quello che c'è da spendere giorno dopo giorno, oppure mettere a posto le case delle persone. Penso a un progetto a Manacas, la parrocchia, dove in questo momento abbiamo 2 case che però sono inagibili e sarebbero le opere parrocchiali di Manacas, quindi alcune offerte sono proprio destinate per riaprire queste case, restaurarle perché siano le opere parrocchiali appunto della chiesa di Manacas, per il catechismo, per incontri dei grandi e dei piccoli. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.